Tashidele a tutti, io sono Tenzin Yanzom Cambobaro e benvenuti a Tibet This Week, un servizio settimanale in italiano che vi racconta le notizie di questa settimana sul Tibet, Sua Santità il Dalai Lama e amministrazione centrale tibetana. Diamo prima un'occhiata ai titoli delle notizie principali. La prima notizia della settimana: la nostra sopravvivenza dipende dal benessere della comunità, afferma Sua Santità il Dalai Lama. Il presidente del Parlamento Jugne porge le sue condoglianze per il decesso di Gogoi, l'ex chief minister dell'Assam. Il rappresentante onorario Telo Tulku Rinpoche visita le regioni orientali della Russia. È giunto il momento che la Cina riconosca e si adopera per un rimedio della violenza di genere, afferma Women Empowerment Text dell'amministrazione centrale tibetana. L'ufficio del Tibet DC prende parte alla 15ª conferenza sulla leadership interreligiosa. L'ufficio del Tibet di Ginevra respinge la falsa affermazione della Cina all'ONU. L'ufficio del Tibet Ginevra testimonia sulle condizioni dei prigionieri tibetani sotto il dominio cinese. Il Comitato delle Nazioni Unite solleva preoccupazioni per la distruzione della lingua tibetana da parte della Cina. Ha aumentato la repressione dei tibetani da parte della Cina nell'ultimo decennio, afferma Sean Stein. Sua Santità il Dalai Lama ha sottolineato ancora una volta l'importanza di prendersi cura della propria comunità come uno dei modi migliori per la sopravvivenza umana. Now some scientists also say we are social animals. So biologically, all social animals have the sense of community. That means, you see, concern of your own community, because your survival entirely depends on the community. Without a community, one single individual human being cannot survive. Not only a human being, but also, you see, animals or birds. Mercoledì di questa settimana, Sua Santità ha preso parte a una discussione con i membri dell'Einstein Forum, una fondazione nello stato del Brandeburgo in Germania che funge come un laboratorio aperto della mente. Durante la discussione sul tema centrale del buddismo, scienza e compassione, Sua Santità ha toccato argomenti come la bontà del cuore, compassione e autodisciplina, il messaggio comune di tutte le principali tradizioni religiose. Il presidente del 16° Parlamento tibetano in esilio, Pema Jugne, ha offerto le sue più sentite condoglianze a Shri Gaurav Gogoi, deputato del Parlamento indiano, per la scomparsa di suo padre, Tarun Gogoi, ex chief minister dell'Assam. Esprimendo la sua profonda tristezza, il presidente ha scritto che ex chief minister Gogoi era un grande sostenitore della causa tibetana e che ha accolto e sostenuto i tibetani durante i primi giorni di esilio. Una delegazione guidata dal rappresentante onorario di Sua Santità il 14° Dalai Lama in Russia, nella Mongolia e nei paesi del CSI Telo Tulku Rinpoche, ha visitato la Buryat State University di Ulan-Ude, la capitale della Repubblica dei Buryati, e l'Università buddista Tashi Chokorling nel Ivolzhinsky Tazang, e inoltre il Center for Oriental Manuscripts e Xylographs dell'Istituto dei Studi Mongoli, Buddologia e Tibetologia del ramo siberiano dell'Accademia delle Scienze russa il martedì scorso. Telo Tulku Rinpoche ha incontrato anche il rettore Geshe Dembril presso l'Università buddista di Tashi Chokorling nel Ivolzhinsky Tazang per discutere sulle questioni dell'educazione buddista. Telo Tulku Rinpoche ha fatto la sua prima visita al distretto di Ajinsky Buryat del territorio del Transbaikal, dove ha visitato 2 storici monasteri del territorio del Transbaikal Ajinsky e Zugolsky, nonché l'Accademia buddista Ajinsky. Telo Tulku Rinpoche ha preso parte alla solenne cerimonia di
intronizzazione del nonno Kamba Lama della Repubblica di Tuva. Durante la sua visita nelle regioni dell'estremo oriente del paese, il rappresentante onorario ha anche incontrato i vari Tibet Support Group, le comunità tibetane, i funzionari del governo e le organizzazioni non governative. Poiché il caso della morte di Ilhamo dopo che il suo ex marito l'ha bruciata viva ha attirato l'attenzione di molti sulla questione della violenza da parte di partner. Il Women Empowerment Desk dell'amministrazione centrale tibetana ha richiamato le autorità cinesi a riconoscere la prevalenza di violenza domestica e lavorare per la prevenzione, la proibizione e il risarcimento del genere violenza. Secondo quanto riferito, la polizia della contea di Jinchuan ha rifiutato di agire quando Ilhamo, una giovane donna tibetana di Ngaba in Tibet, ha cercato di sporgere denuncia contro il suo ex marito, un uomo di nazionalità cinese di nome Tang, per la violenza domestica. Le sue ripetute richieste di protezione furono ignorate ogni volta. A metà settembre l'ex marito di Ilhamo Tang ha fatto irruzione in casa sua armato di coltello, benzina e le ha dato fuoco mentre stava trasmettendo un video in diretta sul hub video cinese. Tutto questo è accaduto mentre circa 300 seguaci di Ilhamo la stavano guardando in diretta. La 15ª conferenza di leadership interreligiosa di Citizen Power Initiative si è tenuta a modo virtuale il mercoledì scorso con partecipanti e relatori globali. Gli esperti hanno preso il controllo dello schermo e hanno condiviso le loro intuizioni sui vari argomenti di interesse, come le relazioni della Cina con Canada, India, Giappone, Unione Europea, Regno Unito. Anche rappresentanti di gruppi etnici vittimizzati hanno presentato i principali problemi che stanno affrontando. Il dottore Yang Chen-li ha avviato l'iniziativa sotto la guida di Sua Santità il Dalai Lama più di un decennio fa. Il rappresentante Ngudub Tsering dell'ufficio del Tibet, Washington DC, ha fatto il discorso di apertura per la conferenza e si è congratulato col dottore Yang Chen-li e i suoi colleghi per la loro risolutezza, impegno e leadership. Anche il senatore Marsha Blackburn, il membro del congresso Chris Smith e il membro del congresso Ted Yoho hanno condiviso i loro saluti alla conferenza. Il Tibet Bureau di Ginevra ha denunciato i discorsi sprezzanti di governo cinese contro uno dei più venerati leader spirituali del mondo e premio Nobel per la pace Sua Santità il Dalai Lama. In una recente comunicazione agli esperti indipendenti delle Nazioni Unite, il governo cinese ha falsamente affermato di aver stabilito lo status religioso e i titoli del lignaggio del Buddha vivente e delle istituzioni di Dalai Lama e di Panchen Lama. Il governo cinese ha presentato la comunicazione in risposta alla dichiarazione congiunta lettera emessa da 5 esperti indipendenti delle Nazioni Unite il 2 giugno 2020, in cui gli esperti delle Nazioni Unite avevano chiesto informazioni sull'11° Panchen Lama, Gendu Chuki Nyima, oltre che sollevato preoccupazioni per interferenza della Cina nelle pratiche tradizioni religiose dei tibetani, in particolare la reincarnazione dei Buddha viventi tibetani. Il Tibet Bureau di Ginevra ha inoltre menzionato che il Partito Comunista Cinese ateo ha duplici strategie su vasta scala di denunciare Sua Santità il Dalai Lama da un lato e rivendicare la proprietà dell'istituzione di Dalai Lama. Dall'altra parte deve essere esposta per la sua agenda espansionista. Il personale dell'ufficio del Tibet di Ginevra, Chinle Chuki, incaricata speciale per i diritti umani, ha testimoniato sulle deplorevoli condizioni dei prigionieri politici tibetani sotto il dominio cinese ad una conferenza web organizzata lunedì di questa settimana nel Palazzo del Senato della Repubblica Italiana. Chinle Chuki ha evidenziato i casi del Panchen Lama, Gendu Chuki Nyima, Tashi Wangchuk, Anya Sengdra e ha parlato anche dei casi di morti in custodia come Tulku Tenzin Delek, nonché il recente caso della giovane donna Ilhamo, morta in ospedale a causa delle torture in custodia.
Il Comitato delle Nazioni Unite sull'eliminazione della discriminazione razziale ha sollevato preoccupazione per il governo cinese che sostituisce il tibetano con la lingua cinese come il mezzo di insegnamento nelle scuole e persecuzione dei sostenitori del diritto linguistico tibetano nella sua recente comunicazione al governo cinese del 24 novembre 2020. Il Tibet Bureau di Ginevra accoglie con favore la comunicazione del Comitato delle Nazioni Unite sull'eliminazione della discriminazione razziale alla Cina, che esprime preoccupazione per la graduale e sistematica distruzione della lingua tibetana e persecuzione anche dei sostenitori dei diritti della lingua tibetana, come continue restrizioni ai tibetani di viaggiare e di richiedere il passaporto. Nella sua testimonianza, il direttore esecutivo del Greater China Policy Coordination Affari Mondiali Canada, Sean Steil, ha detto che il governo cinese ha aumentato le repressioni sui tibetani nell'ultimo decennio. Descrivendo la difficoltà di accesso al Tibet, Signor Steil ha detto che l'accesso al Tibet rimane strettamente controllato dal governo cinese e in rare occasioni, quando le visite ufficiali sono consentite, sono altamente programmate. Access to Tibet remains strictly controlled by the Chinese government, and on rare occasions when official visits are allowed, they are highly scripted. In recent years, Tibet's central government has made it more difficult for diplomats, journalists, and foreigners overall to visit. A travel permit and an invitation is necessary. La testimonianza copre anche una vasta gamma di argomenti, inclusa la posizione del Canada sullo status del Tibet, approccio della via di mezzo e amministrazione centrale tibetana e questioni specifiche come il lavoro forzato e il reinsediamento di nomadi tibetani. Poiché al signor Steil sono state poste domande da diversi membri del comitato, inclusi i membri del Parlamento, John Williamson, Peter Fragiskatos, Greenwich Genius, Arif Virani. La testimonianza virtuale ha avuto luogo il 17 novembre come parte di un studio in corso sulla Cina e correlate questioni dalla Commissione parlamentare sulle relazioni Canada-Cina. Questo è tutto per ora. Ci vediamo la prossima settimana. Vi ringrazio per essere stati con noi. Arrivederci.